Buongiorno a tutti ragazzi, quindi stamattina un'altra bella notizia, diciamo tanto per dire, arriva, diciamo, dal mondo del web. In effetti la Cina avrebbe nascosto al mondo intero questo virus, quindi ci sono stati 10 giorni in cui tutti quanti hanno taciuto, in effetti non hanno detto nulla, quindi hanno messo a tacere tutti quanti, quindi diciamo addirittura che dietro a questo contagio e questo silenzio ci stava il regime comunista che arrestava chi ne parlava. Quindi pensate un poco, chi provava a parlare di questo virus veniva arrestato dal Partito Comunista. Quindi diciamo che secondo me diciamo, i capi di tutto il mondo dovrebbero prendere diciamo, seri provvedimenti con la Cina. Quindi diciamo questo virus che è super aggressivo, come dicono, era già in atto molto tempo prima. Le autorità cinesi non ne hanno voluto parlare e chi provava a parlare veniva semplicemente arrestato dal Partito Comunista. Quindi, come ben sapete, in questa nazione vige ancora il comunismo, quindi ci stanno ancora i famosi dittatori, come li chiamiamo noi. Quindi diciamo che hanno provato alcuni a diramare questa notizia, però purtroppo l'hanno fatta tacere, quindi di sicuro dicono la Cina sapeva, mentre Xi Jinping e gli altri esponenti del Partito Comunista arrestavano chi diffondeva false voci, che poi in realtà non erano false voci, in realtà erano vere voci, quindi dicono giustamente gli scienziati 10 giorni comunque sono tanti e in 10 giorni si poteva fare tanto, quindi questi qua già sapevano e non hanno fatto null'altro che nascondere la verità. Quindi qua si parla di 10 giorni, ragazzi, ma secondo me è molto molto prima, quindi le notizie stanno uscendo un poco alla volta. Però secondo me, se dicono 10 giorni, qua secondo me il virus, come ho detto io, sarà scappato, come dicono loro, è andato a piedi da ottobre-novembre. Quindi secondo me questo virus già stava fuori. Ecco perché gli americani lo sapevano, ecco perché 6 mesi prima quelli già sapevano tutto. Ciao Ambra, quindi diciamo che la Cina ha nascosto al mondo intero, diciamo, queste informazioni. Quindi secondo me i capi di Stato di tutti gli stati del mondo dovrebbero prendere seri provvedimenti con la Cina, perché giustamente questa è un allarme mondiale oramai. Anche l'OMS ha dichiarato l'epidemia globale, quindi non è che tu, Stato, puoi nascondere questa cosa e dopo si viene a sapere. Quindi tu non solo metti a rischio la salute del tuo popolo, in quanto metti a rischio la salute di tutto il mondo. Quindi tu, nascondendo una cosa così, tu hai messo tutti quanti a rischio. Ma dici, vabbè, ma sono 10 giorni, sì, ma in 10 giorni potevano fare tanto. Poi, se dite 10 giorni, chissà già da quanti giorni era in atto questo virus che era scappato dal laboratorio. Poi la parola scappato già fa ridere perché non credo che il virus, ciao Marco, apra la porta e se ne va via. Quindi diciamo che secondo me, perlomeno tutti i capi di Stato dovrebbero punire la Cina perché ha tenuto diciamo, a silenzio questa notizia che andava diffusa subito. Invece di cercare aiuto, tutto bene. Invece diciamo, hanno addirittura arrestato persone che provavano a dire questa notizia, cioè una cosa assurda proprio. Cioè il regime comunista arrestava le persone che provavano a dire, vedete che qua ci sta questo virus, cioè pensate un poco questi dove arrivano, quindi secondo me dovrebbero, come ho detto io, la penso io no comment, mi serve depresso, sì Marco guarda io ho domandato ancora, ma è proprio difficile, quindi il mio amico sta continuando, però non demordiamo, quindi mi dispiace lo so, ma purtroppo al nord è un po' difficile per quel fatto lì, però stiamo provando ancora. Quindi diciamo che da fonti queste qua che hanno detto
il virus già era in azione molto tempo prima, solo che chi provava a parlarne veniva arrestato dal partito, diciamo, comunista, che lì vige il comunismo, come sappiamo. Quindi, secondo me, manca con grado per farmi un prestito. Di sti tempi, mo, con tutto sto casino qua, e oramai per fare un prestito ci vuole proprio un sacco di persone, secondo me. Sono cambiati un po' i tempi, diciamo. Vabbè, ragazzi, quindi la notizia è questa qua. In effetti la Cina lo sapeva già da prima, ma ha tenuto segreto questo virus. Quindi, no, la psicosi no, la gente ha paura al finale, non è psicosi. Quindi qua non si tratta più di psicosi al finale. Qua si tratta solamente di paura. Giustamente la gente ora ha paura, pure una semplice tosse, sono tutti preoccupati. Vabbè, ragazzi, vi saluto, ci sentiamo dopo, quindi vediamo se trovo qualche altra notizia. Sì, sì. Poi loro fanno i fatti loro, che hanno buttato sto virus e ne facciamo allarmismo. Con tutte le bugie che hanno detto, altro che allarmismo qua. Vabbè, ci sentiamo dopo, ragazzi. Vedo di trovare ancora altre, diciamo, notizie. Per ora i due sono confermati, quelli là di Roma. Quindi voglio vedere se ci stanno più persone infette. Quindi faccio un giro del mondo qua per vedere a quanti sono arrivati mo. Anche se non saranno tutti quelli là veri veri poi. Ciao Ambra, ciao Marco, a dopo ragazzi.